Nel tardo pomeriggio di lunedì 22 giugno una violenta tromba d'aria ha attraversato il Friuli lungo la direttrice da nord a sud-ovest rispetto a Udine, causando gravissimi danni e disagi. Importanti a Basiliano, dove 2 case sono state scoperchiate, i tetti sono volati in strada, la statale SS13 è rimasta bloccata per ore dai detriti, danni anche a capannoni privati, alla scuola di Varmo, mentre a Cotrocco il vento ha battuto alberi e bloccato strade. A Rivolto è stato danneggiato un traliccio dell'alta tensione, provocando un esteso e prolungato blackout. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per mettere in sicurezza alberi e tetti. Alla mattina del 23 giugno si contavano oltre 100 interventi completati con una cinquantina ancora in coda. Siamo stati nelle zone di maggiore danno. Qui siamo alla scuola Ippolito Nievo di Varmo. Guardate qui l'albero che è venuto giù, letteralmente sradicato come fosse un fuscello, e poi vedete già con delle operazioni di bonifica si sta procedendo, lì vedete accatastate dietro il pick up tutte le coperture del tetto della scuola Ippolito Nievo, al cartello proprio tirato giù dalla forza del vento, sradicato anche lui, raffiche veramente di tanti chilometri orari che hanno portato un pezzo di tetto della scuola qui, tutto accartocciato come fosse di carta, ma vi posso assicurare, lo sto battendo, è durissimo, è materiale che è volato per, credo, una cinquantina di metri ed è arrivato qua, e non è nemmeno il record, perché lì giù in fondo c'è un altro pezzo di copertura della scuola. Da Varmo a Bertiolo pochi chilometri, 10 minuti di strada, situazione simile ma per fortuna molto meno grave. Siamo nei pressi proprio della scuola Risultive. Un pezzo di tronco importante si è abbattuto proprio sul giochino, sullo scivolo dei bimbi, dove c'è l'altalena in legno e tutto il resto. Si vede ancora qualche ciuffo sul tetto di questa costruzione, però come detto da questa mattina alle prime ore dell'alba e già alle 8 era più o meno concluso il lavoro da parte degli alpini e della protezione civile. Alle Stizza tanti danni, ma anche la consapevolezza che non si può solo contare questi ultimi, ma fare qualcosa di concreto. È una zona un po' particolare. Ieri sera una tromba d'aria ha scoperchiato alcuni tetti, ha causato i danni che state vedendo, e per quanto riguarda il comune sono danni anche abbastanza ingenti, perché non solo ha sradicato gli alberi, ma ha praticamente causato danni alle reti, alle antenne faro. Una forza della natura importante, tant'è che i fari stessi hanno fatto da vela ai pali e sono riusciti a spezzare dei pali che sono da armature stradali, quindi pali che hanno una certa anche importanza fisica, e la forza della natura purtroppo sta creando grossi danni. Tenete conto che tutto il centro civico è stato rifatto un anno fa, perché nel 2023 la grandinata veramente praticamente ha reso tutte le coperture, tutte le superfici esposte, diciamo così. C'è un po' di preoccupazione, anche perché poi qualcuno è assicurato, qualcuno no, anche i danni sotto l'aspetto economico sono notevoli. La Cazzo è un paese agricolo di 200 anime, un paese composto praticamente da persone di una certa età, e si spaventano, e onestamente non posso dargli torto.